Siamo in compagnia di Antonello Lai, allenatore dei giovanissimi dell'Atletico Nuoro, una bella vittoria qui a Oliena e anche una buona prestazione dei ragazzi, no? Salve, sì, diciamo è stata una bella partita. All'inizio forse da parte nostra c'era un po' di timoria, perché comunque sapevamo che l'Oliena, nonostante ancora non avesse fatto un punto, sapevamo fosse una squadra che giocava bene, infatti l'ha anche dimostrato, tant'è che il punteggio è rimasto sull'1-0 fino a 10 minuti, 5 minuti dalla fine, quindi può essere anche un punteggio un pochettino non veritiero rispetto a quello che hanno dimostrato le due squadre in campo, ecco. Con la tua esperienza di calciatore al servizio dei più piccoli, cosa ti ha spinto a scegliere l'Atletico Nuoro? No, vabbè, ho sempre avuto questa idea di provare dopo a fare l'allenatore per provare a dare qualcosa ai nuovi calciatori o ai calciatori che poteva capitare di allenare. La scelta dell'Atletico poi è stata una cosa quasi spontanea, visto le persone che conoscevo che mi hanno proposto un buon progetto e stanno tentando e stanno realizzando un buon progetto per il settore giovanile. Ecco, come vedi tu il calcio giovanile anche a livello regionale sulla base della tua esperienza? Sono 2 anni che sto lavorando così con l'Atletico Nuoro. Penso che da 10-15 anni un pochettino si siano perse certe linee guida, diciamo così, calcistiche, ma quello che un pochettino mi spaventa sono le linee guida che si sono perse, forse come umanamente parlando, quindi aiutare anche i ragazzi dal punto di vista umano, sociale, educativo, prima di calciare un pallone, perché se il pallone lo calci male rischia anche che pianga anche lui. Certo. Per chiudere, insomma, una valutazione finale sul vostro campionato, qual è il vostro obiettivo? Guarda, il nostro obiettivo è che poi è il mio, in accordo con la società da 2 anni, è quello semplicemente di far crescere il più possibile i ragazzi calcisticamente, naturalmente perché si sta facendo uno sport che è il calcio, ma soprattutto educarli allo sport, alla vita sociale con un gruppo di ragazzi, al rispetto poi delle regole degli avversari e dell'arbitro. Certo, certo. Benissimo, noi ringraziamo Mister Lai, complimenti per la vittoria, per quello che sta insegnando ai giovani dell'Atletico, e in bocca al lupo per il campionato. Crepi, grazie.